Scoperto dai carabinieri alla periferia di Roma un laboratorio clandestino per la fabbricazione di armi. I militari della stazione Sette Camini e della compagnia di Tivoli, d'intesa con la procura, hanno arrestato un 22enne di origine cubana ma domiciliato in località Villaggio Falcone nel quartiere Ponte di Nona per detenzione e fabbricazione illegale di armi e munizionamento. I carabinieri, in seguito ad un'attività informativa, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa del ragazzo, poco distante da dove a fine maggio fu uccisa Caterina Ciurleo, l'anziana colpita da un proiettile vagante mentre era in auto con un'amica, e hanno scoperto un laboratorio per la fabbricazione clandestina di armi e munizioni. In particolare hanno trovato un revolver con all'interno proiettili sotto il cuscino del letto del 22enne e all'interno della cantina di pertinenza un pericoloso fucile mitragliatore totalmente artigianale, una pistola riverniciata con la matricola parzialmente a brasa, una pistola a scacciacani e una pistola a forma di penna. Oltre alle armi, i carabinieri hanno poi sequestrato numerosi materiali e strumenti di precisione, quali tornio, seghe e attrezzi necessari per produrre armi, nonché diversi appunti manoscritti con progetti di fabbricazione redatti dal giovane. Trovati con l'ausilio della squadra artificieri del Comando Provinciale di Roma anche 2 lacrimogeni artigianali di grandi dimensioni, polvere da sparo e tutto il materiale per produrre artifizi pirotecnici e ordigni pericolosi. Il materiale è stato messo in sicurezza e sequestrato insieme a 100 cartucce prodotte artigianalmente e 20 grammi di hashish. L'indagato è stato portato in carcere, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.